Fiorella Petri. Tutto qua, si vede? Adesso sì. Allora, ringrazio De Masi perché ha messo ha puntato il dito su una situazione che però io non la vedo così disperata dell'interesse degli psicanalisti a quest'area, no? Perché se pensiamo che per esempio nell'ultimo congresso di psicanalisi c'è stata una sezione inconscio non rimosso, che credo che sia l'inconscio di cui sta parlando Marco De Masi, no? Cioè quello che mi sembra con cui noi veniamo più a contatto nel rapporto in questo momento con i pazienti è questa impossibilità dei pazienti di pensare, no? Ti dicono che appunto come se noi non riuscissimo a trovare, a rintracciare una capacità riflessiva, una capacità di simbolizzazione, no? Come se avessimo a che fare con un grande vuoto che questi pazienti hanno, a parte che poi questo vuoto può essere riempito dal delirio, dall'onnipotenza di cui ci parlava De Masi. Però mi sembra, no, che appunto non so se lui è d'accordo su questa idea di poterlo anche chiamare inconscio non rimosso, no? Perché si tratta di persone traumatizzate proprio nella primissima infanzia e quindi che non hanno avuto la capacità di sviluppare una capacità di pensiero. A questo proposito, volevo solo aggiungere una piccola cosa, no? Quando Marco De Masi ci diceva ma noi come ci dobbiamo porre, no? Mi sembra che la Milner e Roussillon ci parlano di questo oggetto malleabile, che forse, infatti lui parlava e diceva 10 anni sono stato, non so, no, questi pazienti che sono durati molti anni e che in effetti lui ha retto, no? Cioè come dire, in qualche modo ha resistito eroicamente probabilmente agli attacchi, no, e si è fatto in qualche modo modellare, no? Allora Roussillon dice, appunto, suggerisce di riuscire ad essere un oggetto malleabile, cioè un oggetto che riesca a fare appello alla capacità di sopravvivere alla distruttività e ai paradossi, per rendere possibile e tollerabile il contatto e il riconoscimento dell'area scissa di sofferenza. Offrirsi come oggetto malleabile un po' come la plastilina, una materia senza forma che si lascia imprimere nella manipolazione per acquisirne una, non venendone distrutta, no? Potremmo dire che forse, insomma, nell'esperienza terapeutica dovremmo offrire un ambiente primario malleabile, prevedibile e insieme sicuro e protettivo, cioè in qualche modo che non sia respingente e che contenga, no, non so se lui, insomma, perché cercare di trasformare queste, insomma, queste sensazioni che questi pazienti, di questo vuoto che questi pazienti ti portano e rendere elaborabili i piccoli input che loro ci danno. Che ne pensi? No, io sono d'accordo nel fatto che l'inconscio non rimosso fa parte, diciamo, del territorio di studio della psicanalisi e anche delle neuroscienze, perché le neuroscienze si occupano dell'inconscio non rimosso, non si occupano dell'inconscio freudiano, si occupano di quei processi inconsapevoli. Io nel famoso lavoro che ho citato prima più volte del 2000 facevo anche una descrizione dell'inconscio nelle neuroscienze, prendendo anche come spunto delle vicinanze dell'inconscio nelle neuroscienze con l'inconscio di Bion. Però il problema non è tanto questo, quello che dice Roussillon, perché a parte che già Winnicott aveva detto che l'analista deve sopravvivere alla distruttività del paziente e non è sufficiente essere, come dire, come la plastilina.
Secondo me invece bisogna approfondire le psicopatologie, dire perché un borderline funziona in questo modo, perché un grave depresso funziona in questo modo, perché un anoressico non ha un pensiero, perché anche l'anoressico secondo me ha un ritiro nel corpo, se ci pensate. Gli anoressici non hanno la mente, hanno il corpo che continua a quantificare le calorie, capite? Allora bisogna che abbiamo il coraggio di scendere nella clinica e soprattutto di andare a verificare, scoprire le radici infantili di questo comportamento. Certo. Cosa che questo tipo di metafore eleganti, come dice Roussillon, anche apprezzabile, non ti dicono niente di nuovo, dicono in modo, diciamo così, fascinoso le cose che sappiamo tutti. Invece il vero cambiamento doveva essere di prendersi in terapia i cosiddetti pazienti difficili e farlo in modo strutturato, cioè dire ci sono 50 analisti della società che fanno un gruppo di discussione sulla loro esperienza con i pazienti borderline, 50 che fanno con i pazienti psicotici, 50 con gli anoressici. Questo sarebbe e vedere le radici, perché un bambino diventa psicotico, perché un altro bambino ha più probabilità di diventare borderline. Ci sono ormai degli studi non analitici ma di osservazione che ti fanno vedere che laddove questa congiunzione tra le due menti, materna e infantile, ha degli intoppi o dà delle distorsioni perché poi i genitori proiettano, lì succedono dei guai che spesso sono irreparabili, capite? Allora bisogna avere il coraggio di andare nella clinica, non delle belle teorie che dobbiamo essere non plastici ma elastici, perché io con il mio paziente non sono elastico, cioè ho cercato di essere, il paziente con cui ho parlato ha avuto 16 anni, io ho fatto anche un lavoro sulle analisi che si prolungano, ho portato 3 pazienti di cui 2 hanno fatto 20 anni di analisi e uno 18, quindi più plastico di così, non è questo, è capire perché, e allora io ci sto anche col paziente 20 anni, perché ho in mente il percorso che deve fare e fin quando non l'ha fatto, lui non mi molla e io non lo mollo, capite? Allora, e per questo a me piace lavorare con i casi difficili, perché mi insegnano, io ho imparato tanto, io sono stato in 15 anni buono, non ho preso pazienti difficili, forse sì, qualcuno, ma molto prudente. Poi ho cominciato ad averne uno, ho cominciato a scoprire delle cose. A me piace lavorare, mi dispiace di essere anziano, perché lo vorrei ancora per molto tempo. Allora, Renata Rizzitelli. Renata. Buonasera, intanto ringrazio per la chiarezza e la generosità di Franco De Masi. Mi ricollegavo al filone che riguarda il bambino e alla possibilità, e chiedo anche appunto cosa ne pensa più nello specifico al professor De Masi, dell'origine traumatica della psicosi, perché mentre lui descriveva questi primi movimenti, diciamo, relazionali che possono creare problemi, mi è venuto in mente il caso di un bambino. Quindi la mia domanda è appunto cosa ne pensa il professor De Masi di questo collegamento sul trauma della primissima infanzia e l'interruzione delle relazioni primarie, no? E della formazione della psicosi. No, lei pone una questione molto importante, quella della componente traumatica nella, diciamo, preparazione alla psicosi che è il ritiro psichico. Credo che il suo caso sia molto simile a un caso che io ho assistito all'ultimo convegno fatto a Genova dei bambini ed adolescenti, dove una collega ha portato un caso analogo. Una mamma che aveva rifiutato il bambino, no, che aveva difficoltà, l'ha affidata a dei parenti, il bambino è diventato psicotico, non riconosceva più la mamma, era diventato aggressivo, eccetera. La collega ha fatto un ottimo lavoro per recuperare il coso. E intanto è vero che appunto il paziente, ormai quasi adolescente, aveva detto alla fine all'analista che lui in terapia aveva imparato l'italico, perché prima lui aveva una lingua che non era assolutamente comunicabile con nessuno. E anche lì c'è stato un trauma, cioè
la nonna a cui era stato affidato questo bambino ha detto alla mamma che per settimane e settimane il bambino urlava chiamando mamma, mamma. Quindi anche nel suo caso c'è l'aggravante che il bambino è stato posto davanti alla televisione, che quindi ha assorbito un mondo sensoriale immaginativo, e quindi si è alimentato. Spesso questi bambini o stanno davanti troppo alla televisione o vedono troppi cartoni animati, comunque sono abbandonati dalla relazione umana, materna, perché la relazione umana, diciamo così, fruttifica nel mondo interno e permette anche un bisogno di relazione. Dopo un po' il bambino abbandona il mondo perché ha cercato il contatto con l'oggetto primario, non ci è riuscito, e per non soffrire più si crea un altro mondo. Questo avviene anche nei casi dei bambini o delle persone gravemente traumatizzate. Io ho letto un libro che abbiamo anche discusso con i colleghi che facevano parte del mio gruppo sulla psicosi, si chiama, credo se non vado errato, Hearing Voices, cioè ascoltare le voci. Questi qui non sono psicanalisti, erano degli psicoterapeuti che lavoravano con pazienti allucinati o anche psicotici, e li raccoglievano in gruppo, e la terapia consisteva nel sollievo che questi pazienti avevano nel poter condividere con altri pazienti allucinati il loro disturbo che li angosciava e li portava alla vergogna. Volevo aggiungere, se posso, una cosa, nel senso che un elemento fondamentale di questa terapia è stato che la mamma si era ammalata e quindi non era una mamma rifiutante o problematica in qualche modo, e questo ha contato molto, anche se questa gravità della sua malattia l'ha allontanata per mesi dal bambino, mesi fondamentali. Ma non ha avuto un sufficiente sostituto. Esatto, no, assolutamente. Le cose sono andate così, cioè come dire che quando manca proprio l'imprinting relazionale con una figura ricettiva, come può essere una madre, un padre, anche un istitutore, il bambino si crea un altro mondo. Ad esempio questi pazienti gravemente traumatizzati si creavano un altro mondo, perché vivere in quel mondo in cui avevano fame, non erano nutriti, venivano picchiati, alcuni erano stati anche violentati, eccetera. C'è necessità di crearsi un altro mondo, ma poi questo mondo che appare come una salvezza diventa una specie di condizione infernale, cioè questo il segreto della psicosi, che in realtà è come un diavolo che ti seduce e poi mostra il suo vero volto. Ma chiaramente io ho avuto solo pazienti che hanno avuto delle frustrazioni di un certo tipo, ma ho visto, per la maggior parte dei casi che ho visto, è proprio l'assenza mentale dei genitori, che può essere perché la mamma non capisce. Il mio paziente aveva avuto, prima di ammalarsi gravemente, di venire da me, ha avuto già episodi psicotici di cui aveva parlato alla mamma, i genitori l'hanno lasciato andare all'estero, hanno negato il problema. Quindi o la negazione, l'assenza per negazione, o l'assenza per problemi traumatici. No, questa è una cosa importantissima. Allora uno si crea un altro mondo che ti permette di non aver bisogno della dipendenza da un altro essere umano. No, è una grande, poi veramente, specialmente lavorare con i bambini, si possono recuperare con una certa facilità. Lavorare con gli adulti, specialmente quelli che hanno avuto più episodi psicotici, perché secondo me se la psicosi si ripete nell'età adulta è poi difficile il ritorno indietro. Sì. Grazie. Stavo rinunciando perché Franco, ciao Franco, ha toccato praticamente quasi tutti no, ma moltissimi punti talmente nevralgici rispettivamente alla posizione che noi possiamo assumere rispetto a situazioni psicotiche, che questo esigerebbe, diciamo, un ampliamento di questo incontro punto per punto. Quindi siccome però se mi sono concessi 2 minuti, voglio sfruttare questi 2 minuti solo per alcune cose, per alcuni, diciamo, spunti così che mi stanno a cuore, vorrei fargli ancora la domanda. Allora,
sempre restando entro cercando di restare poco più di 120 secondi, vorrei dire questo. Parto un attimo da una vignetta rapidissima. Seguo un paziente. Bion parla di guarigione invece, perché c'è un momento in cui dice che quando c'è un certo passaggio di un suo paziente, lui dice testualmente, adesso dovrei andare a riprendere il punto preciso in cui lo dice, ma mi ricordo benissimo, dice, e credo che a questo movimento non si debba negare la parola di guarigione. Quindi qualche cosa che avviene, certo, non può esserci una trasformazione globale di una persona, della vita di una persona, ma ci possono essere dei passaggi. Queste persone rimangono sempre lese. Ora, vengo al discorso di Franco. Io credo che lo psicotico, come dice lui, mi mette sempre in una situazione di grandissimo imbarazzo, in particolare anche questo, e ci sono aspetti della sua vita mentale rispetto ai quali io sento anche uno spessore di cui non riesco a capire sempre tutto. Immagino per esempio che quando noi parliamo della vita mentale di un bambino, di un neonato, di un bambino molto piccolo, penso che il neonato ha una sua vita mentale, ma noi non la conosciamo di fatto. Abbiamo fatto una serie di supposizioni, c'è l'infant research, c'è l'osservazione di tutto, ma esattamente come funziona ci andiamo per intuito, cioè alla fine ricostruiamo, così come tutte le vicissitudini descritte dello sviluppo infantile fanno parte sempre di quello che noi immaginiamo. Poi non sappiamo esattamente qual è il vissuto specifico di questo essere che è il neonato. È allo stesso modo, in un modo anche diverso, perché poi c'è l'origine traumatica della psicosi, non c'è una sola origine, credo, della psicosi, c'è un'origine traumatica, ma io credo anche che ci sono delle persone molto fragili che hanno la necessità di particolari accudimenti o reverie materne più intense, più specifiche di altri, mentre altri bambini sono più forti e possono fruire anche di aspetti meno complessi. Quindi è tutto un equilibrio continuamente cangiante. Detto questo, io sono rimasto colpito avevo già letto però questo lavoro di Franco, quindi devo dire che avevo già riflettuto dalla sua differenza, la differenza che Franco fa fra essere consapevole e non consapevole. Anche qui intuitivamente mi sembra una differenza molto molto importante, che non è quella fra conscio e inconscio, però penso che sarebbe importante anche cercare di approfondire cosa vuol dire consapevole, no? Cosa vuol dire inconsapevole rispetto alla differenza fra inconscio e conscio, perché c'è qualche cosa che ha a che fare con qualche processo o con qualche qualità del contenuto mentale che cambia effettivamente. Personalmente volevo proporre a Franco che quello che mi ha sempre pensato, anche in riferimento ad alcuni spunti dati da Lacan, che lui stesso riprende, al doppio. Cioè io credo che forse un sufficiente funzionamento della mente con quel fenomeno che noi chiamiamo pensiero o poi linguaggio è legato alla possibilità di un doppio. Cioè io credo che nello psicotico, azzardo naturalmente una proposizione, ma con tutti gli azzardi, quindi lo faccio volontariamente, esponendomi eventualmente. Io credo che in un certo senso non c'è neanche la differenza fra l'io e il sé, cioè è tutt'uno, così come le parole sono totalmente legate alle percezioni, alle memorie sensoriali, più che simbolicamente legate a costrutti, logici di un certo tipo. Quindi questa differenziazione non avviene. Gli volevo chiedere se questo aspetto, un'altra differenza nei pazienti anche, nella megalomania, non l'onnipotenza dello psicotico, la differenza fra l'ideale dell'io e l'io ideale, è tutto un fuso, questa è la sensazione. Volevo, l'altro punto di questa mancanza del doppio, della costruzione di un'identità che effettivamente non avviene, nelle persone, ha a che fare con, a un certo momento, la messa in moto di un meccanismo. Volevo puntualizzare questo. Quando Franco dice a un certo punto c'è qualche cosa che ha a che fare con la forclusione, mi ricordo che la forclusione io l'ho sempre messa in relazione poi a quello che Freud chiama reiezione o preclusione, più che altro, anche se reiezione e preclusione secondo me dovrebbero avere anche qui una differenziazione, per quanto fanno riferimento a un fenomeno comune, come lo ha poi l'ha descritto inizialmente Freud, ma poi è stato allargato
in senso ampio rispetto a certi fenomeni di scissione. E oltre a questo, oltre quindi allo sviluppo, io volevo chiedergli se lui considerava che ci possa essere un tipo di funzione, un tipo di meccanismo che si mette in moto in questo, diciamo, quando Franco dice a un certo punto c'è un'inversione dallo psichico al sensoriale, mi sembra molto interessante. Io credo che possa avere a che fare con quello che relativamente alla teoria bioniana, io non sono un fanatico di Bion, però l'ho seguito sempre molto e mi sembra sempre molto, anche se cambia posizione, effettivamente è vero, è per questo che è difficile anche, però parlo dell'inversione della funzione alfa. Allora, questa inversione della funzione alfa è un meccanismo anche potentemente distruttivo. E l'altra volta la Gianna Polacco faceva riferimento anche a questo tipo di funzione, ammettendo che questo possa, nel congresso che abbiamo avuto sui bambini e adolescenti recentemente, al funzionamento e alla diciamo, esistenza di questa speciale funzione che ha aspetti distruttivi e che probabilmente hanno a che fare poi con le elaborazioni che Freud a modo suo fece della pulsione di morte, che la Klein diciamo poi ha approfondito. C'è qualche cosa che però, perché sono ho finito. 12 minuti. Finito, grazie, scusatemi, chiedo scusa. No, l'entusiasmo è comune, però... Ho finito, hai ragione, scusami, ho finito. Non posso rispondere a tutte le questioni che ha posto a Curzio, però volevo soltanto soffermarmi su due che mi paiono interessanti. Cioè, esiste una differenza tra conscio e consapevole. Per me, nella teoria kleiniana, il modello delle parti scisse di sé ha a che fare con la consapevolezza. Tu, recuperando le parti che credevi non tue perché sono scisse e proiettate, diventi consapevole. Qui però io uso la parola consapevole in modo diverso, la uso in termini di non conoscibile, cioè come pensiamo non è conoscibile, come formuliamo i simboli non sono conoscibili. Quindi ho usato consapevolezza, ma avrei dovuto dire non conoscibile, per cui c'è un'enorme barriera tra il conoscibile, che è l'inconscio rimosso, e nel conoscibile delle funzioni. Ecco, poi volevo dire qualche appuntino sul caso clinico. Devo ritornare sugli aspetti specifici del suo modello e ho molto apprezzato e mi è sembrato molto importante questo aspetto del recupero di un'immagine infantile del paziente. Lo dico a modo mio, perché non penso che si tratti tanto nella maggioranza dei casi effettivamente di una ricostruzione, ma almeno a me quello che avviene è che si forma ad un certo punto un'immagine di quello che il paziente poteva essere stato da bambino. E diciamo anche probabilmente in collegamento con la conoscenza di fasi precoci di psicosi in altri bambini, cioè come se si creasse un collegamento tra quello che è stato forse quel bambino, quel paziente da bambino e altri bambini potenzialmente psicotici che mi è capitato di incontrare. E ho trovato che questo è un aspetto che è un momento importante della terapia. Mi è sembrato che qualcosa a cui lei pure in un certo senso fa riferimento e mi sembra particolarmente interessante, innovativo, pur essendo sulla linea, potremmo dire, forse in un certo senso anche classica. Quello che però mi domandavo, lei non ha mai utilizzato la parola angoscia e mi domandavo se nel suo modello questa parola trovava uno spazio. Le dico perché quando mi capita di fare questa ricostruzione o ricollegamento a quello che poteva essere stato un momento infantile di quel paziente psicotico, veramente il tratto centrale con cui mi incontro è un'angoscia molto forte. Penso ad una paziente che segue. La mia domanda era questa relativa agli aspetti infantili e all'angoscia.
Ecco, posso fare una domanda di veramente 3 secondi? Volevo chiedere se alleanza col paziente psicotico, alleanza alla parte, a quale parte? Alla parte sana, fra virgolette, ma nel senso in cui Zapparoli diceva che l'alleanza terapeutica con gli psicotici si può davvero realizzare alla fine del trattamento? Cioè, dato che Alfonso ha parlato molto di consapevolezza, di coscienza, allora non è, a volte ci sono dei fraintendimenti a questa alleanza con la parte dello psicotico. Quale parte dello psicotico? Paroli aveva un'idea che il paziente psicotico non poteva essere trattato analiticamente, che bisognava curarlo con tutti i sistemi di intervento multidisciplinari, eccetera, e poi poteva fare l'analisi. Io ho un'altra concettualizzazione, che se tu applichi un sistema analitico adeguato al paziente psicotico, puoi fare quello che noi chiamiamo un'analisi. Ecco, quindi Zapparoli aveva un'altra idea, cioè non pensava che si potesse analizzare. Poi lui aveva tutti i riferimenti nordamericani, eccetera, non è che amasse molto Klein, che diceva che era una grave depressa, che quindi non da prendere in considerazione. Questo è il mio ricordo di Zapparoli. Però il discorso qual è? Il discorso è, per riprendere, per rispondere a Petrelli, cioè è chiaro che io tengo conto dell'angoscia, però l'angoscia, quando il bambino è ritirato, scompare. Il bambino che ha citato appena adesso, che impara il giapponese, va in un mondo alieno e lontano che diventa il suo mondo. Io sto facendo la supervisione a un undicenne che è portoghese, perché la collega che me lo porta vive in Portogallo e mi porta questo paziente. Lui sa l'inglese, l'ha imparato da internet e pretende di parlare in inglese con i genitori e i genitori devono rispondere in inglese. La terapeuta ha detto che lei parlava in portoghese e parlano in portoghese. Cosa vuol dire? Che c'è un bisogno di ritiro in un mondo alieno per cui la dipendenza è cancellata. Se voi pensate a quante contributi sono stati scritti specialmente dai kleiniani di attacco alla dipendenza, questa è una forma di attacco alla dipendenza, ma nel senso che loro si creano un mondo per cui non hanno bisogno più di dipendere, chiaro? Quindi l'angoscia c'è, ma l'angoscia la prova la parte sana del bambino. Chiaro? Il mio paziente, quello che ho citato prima, è stato abbandonato perché l'ha ricostruito attraverso i discorsi che gli hanno fatto di zia. A 8 mesi i genitori sono scomparsi. L'hanno dato a una babysitter che lui non conosceva e che l'ha portato a casa sua. I genitori sono tornati dopo 10 giorni, il bambino non riconosceva più la madre, come i tipici bambini ospedalizzati di cui abbiamo Spitz e compagni nel dopoguerra. Quindi questo bambino è stato angosciato perché non vedeva più i genitori, ma questa è la parte sana. Nel momento in cui lui diventa maniacale, batte tutti i record, portava la domenica la mamma inconsapevole a percorrere le strade più lunghe di Milano perché lui doveva battere il record dell'ultima casa numero 670 e la mamma lo seguiva, cioè non è più angosciato, è entrato in un altro mondo. Quindi certo che io tengo presente l'angoscia e lo tengo presente anche nel caso quando lui è dentro il delirio. Il mio paziente non dormiva la notte perché aveva paura che la compagna, madre del suo figlio, volesse avvelenarlo. E quindi veramente un'angoscia terrificante. Però l'angoscia in questo caso è anche collegata alla parte sana che ha paura di essere così. Quindi l'angoscia c'è come. Ma quindi diciamo il suo collegamento alla parte sana è anche la possibilità di entrare in collegamento con questa angoscia, come lei sta dicendo. Quando il paziente viene perché è angosciato, cioè più delirante di così, in cui non può andare al bar a prendere un caffè, in cui pensa che non può neanche bere perché gli hanno avvelenato l'acqua potabile. Certo che è l'angoscia. Se uno è in uno stato invece, quando la psicosi dà un senso di esaltazione, esempio nei deliri armoniosi, io ho fatto una supervisione a una collega
che abita lì nel Veneto, questo tanti anni fa, che aveva una paziente che aveva degli stati di esaltazione di innamoramento. Quella non è angosciata, è in uno stato maniacale esilarato. Esatto, certo. Va bene, Dunque, grazie. l'ultimo intervento, Totò Salvatore Russo. Ma io potrei anche rinunciare, però diciamo che io sono un po' un ammiratore di Franco, anzi l'ultima volta che ci siamo parlati a Roma mi hai detto delle cose che mi hanno aperto un po' la testa, però oggi con i capelli bianchi che ho non ho potuto sentire Riolo perché non stava bene, cioè mi mandi in depressione, mi devo far dare gli antidepressivi perché non c'è scampo. Lo psicotico resta psicotico e noi restiamo psicanalisti. Noi parliamo arabo per lui, perché in fondo il linguaggio della psicanalisi, io sono il tuo psicanalista, il paziente può dirti ma cosa vuol dire? Io preferisco le scorte, no? Che in fondo lo pago e mi soddisfa sessualmente, no? Allora io sono un grande ammiratore perché la cosa più importante con i capelli bianchi è che tu riesci a fare autocritica e dici ho pubblicato nell'International e mi ha fregato perché non mi raccontava tutto. Allora qui è un discorso se comandare è più gratificante che fottere. Scusa la volgarità, ma io di Zapparoli ho ammirato molte cose, per esempio quando lui raccontava che lui che era un grande professore, lo psicotico andava dal portiere e diceva ma cosa dici che quello lì è matto, vero? Perché no, si fidava più, è come in un lavoro di equipe. Allora il problema mio è il controtransfer psicotico, perché questo esiste non solo negli operatori laici non psicanalisti, ma anche in quelli come te, come me, che sono stati in prima linea dando anche i farmaci. La seconda è la solitudine. Quanto sei solo nella stanza col paziente, diventi matto se non hai un gruppo con cui confrontarti. Bion, che io conosco molto poco, benché abbia ascoltato anni di gruppo tenuti da Gigi Boccanegra, che Bion lo conosce bene, è partito da un'esperienza traumatica che ha tenuto il compagno di guerra con l'intestino fuori e lui lo teneva dicendo no, vedrai che vivi. Quindi anche qua l'aspetto della morte, del trauma, no? Le psicosi traumatiche non sono la stessa cosa se si muore davvero. Allora io ho ammirato il fatto che predichi bene e razzoli male, perché tu li curi e anche, non dico che guariranno, però stanno meglio. Ecco, tutto qua, guarda, no? Perché a me viene in mente la scena primaria quando parli di quel paziente che vuole intervenire nella stanza dei genitori, perché in fondo Freud è un po' il vecchio padre, che era anche un po' strambo, però insomma dai. No, ma per concludere volevo dire che io sono d'accordo con te, ma ogni paziente pensano che l'analista sia un incapace, che non combinerà niente, perché fa parte dell'onnipotenza che ogni paziente, anche noi, abbiamo. Sì, ma tu ce la metti tutta. No, ascolta un attimo. Quello che è cambiato in me, che prima io non capivo nulla della psicosi, non li ho cercati, però qualcuno arriva. Mi arrangiavo, dibattevo, studiavo, poi ho cominciato a capire che c'è una logica nella mente psicotica, che i pazienti psicotici ripetono grosso modo lo stesso stilema. In questo mi ha aiutato molto il gruppo, quindi non ero solo, dei colleghi bravi, più giovani di me, ma comunque bravi e interessati al lavoro con i pazienti gravi, e anche un gruppo di bambini gravi, di psicoterapeuti e psicoanalisti, di bambini gravi che io ho tenuto per 30 anni, perché io vedevo lì la potenzialità del sorgere della psicosi, lo vedevo, e alcuni di questi casi l'ho anche citato in alcuni miei libri. Allora, se tu vedi le cose nel senso che anche la psicosi può essere spiegata, puoi lavorare con un certo sollievo, e anche quando ci sono le ricadute, perché è vero quello che dici, il paziente non ti dice che stava ricadendo. Guarda, io
ho un'esperienza veramente molto stimolante per me. Avevo fatto un gruppo istituzionale sullo studio della psicosi. A quel gruppo partecipava anche Paola Capozzi, che poi è diventata mia moglie. Ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, un po' conosciuti lì. Lei ha portato un caso di una paziente ricoverata nella clinica, in una clinica privata, che ha avuto un episodio psicotico. E io supervisionavo il gruppo e vedevo che la paziente aveva delle angosce di tipo nevrotico, era depressa, non sapeva se l'analista sarebbe riuscita ad aiutarla, timorosa, angosciata, difficoltà a riprendere il lavoro. Sembrava che le cose andassero bene e dopo 5-6 mesi questa paziente ha avuto un episodio psicotico gravissimo, che io credo di aver sintetizzato. A un certo punto io mi sono detto: ma cosa è successo? Era successo un episodio psicotico grave, la paziente è stata ricoverata e Paola l'ha presa. Poi, per capire qualcosa, mi ricordo che io e Paola, che poi è diventata mia moglie, ci vedevamo, eravamo in campagna e lei mi ha letto una serie di sedute in cui la paziente sognava. E io ho avuto un'intuizione, mi sono detto: ma questa non sta sognando, questa sta delirando, ha messo il delirio nel sogno. E di lì abbiamo fatto un lavoro sul sogno e la psicosi, che è stato pubblicato anche in International e che io ho messo anche nel libro Vulnerabilità alla psicosi, in cui praticamente lavorando sul sogno, io ho detto: Paola, devi lavorare in modo da anticipare, di far capire alla paziente che tu hai capito il delirio e di dire, e la paziente è guarita, cioè nel senso che ha finito l'analisi bene, non si è fatta più viva, probabilmente aveva anche una personalità premorbosa relativamente buona. Allora cosa vuol dire? Se si scoprono le cose con l'idea di capire il nuovo, ti aiuta. Infatti io con i sogni molto spesso, e pensa che questa cosa qui l'ho portata a Ferro, non Ferro Nino, Ferro cattedratico, che adesso vive a Roma, e lui ha detto, non mi ricordo mai il nome, che uno psichiatra francese aveva scritto un lavoro ai tempi dei tempi sui sogni che prefigurano la psicosi. E lo stesso Freud, nel caso Schreber, dice che il secondo episodio, quindi vedete, si può lavorare sui sogni che non sono sogni, cioè descrivono la psicosi, quindi tu gli fai vedere al paziente come la parte psicotica sua comincia a sedurlo e questo aiuta il paziente a capire. Quindi, come vedi, se tu hai un'idea che puoi capire e prevenire, e non sei più così disperato e non sei un avventuriero, perché voglio dire, e noi siamo fortunati perché, ripeto, Zappalori faceva delle cose anche molto buone, ma molto di azione, perché era un'equipe psichiatrica a indirizzo psicoterapico. Invece se tu hai un paziente psicotico 4 volte alla settimana che viene in seduta, puoi capire molte cose. Questa è stata la mia fortuna. Per quanto riguarda la guarigione, io non so se ho guarito, sicuramente quello che ho descritto nel libro è guarito, perché l'ho visto fiorire, non solo non delirare più, ma diventare una persona, un uomo, con i sentimenti, con le emozioni, con impegno, col senso di responsabilità. E devo anche a lui molte delle intuizioni che io poi porto avanti qui. Ecco, quindi e poi dico, se io fossi nato con l'esperienza che ho 30 anni fa, probabilmente avrei avuto più casi con esito positivo, ecco. Capito? Dunque, tu dicevi, mezzanotte, scusa, l'ultima cosa, tu dicevi una volta che ne prendi in analisi 1 su 10, perché più di 1 non ce la fai. Infatti sempre uno, sempre uno. Questo è molto indicativo. Quando mi lavora quell'uno, sono contento perché lavoro. Esatto, però nella psichiatria io ho avuto degli psicotici che hanno davvero ucciso il padre, poi usciti dall'ospedale giudiziario volevano anche uccidere me. E quindi io dovevo avere un gruppo che mi sosteneva, perché io pensavo che davvero quando delirava io ero suo padre, quel come se non esiste. Esatto. Quindi Zappalori ha insegnato anche a difendersi attivamente. Non esiste il come se. È mezzanotte passata, buonanotte. Io credo
E dovete allungare il tempo del dibattito voi Centro-Veneto. No, ma a siamo mezzanotte più di 90 sopravvissuti. E credo che il dibattito e quindi sia il sogno diventa realtà, no? e che il sogno andremo diventa avanti realtà. volentieri, però dobbiamo darci un limite.